Eccoci, ben trovati. Siamo a un nuovo appuntamento con il CONI. Con me, come sempre, il presidente del CONI Veneto, Dino Ponchio. Benvenuto, presidente. Grazie, come sempre vengo molto volentieri. Allora, oggi cambiamo disciplina, si parla di nuoto. Avremo con noi Silvano Lindaver. Sì, che ecceziona la regola, ma che conferma la regola, che è il vicepresidente regionale della Federazione Nuoto, in quanto il presidente Cognonato è impegnato, perché il nuoto è una grande realtà. Non voglio avvicinarla al calcio, ma il nuoto è un passaggio quasi obbligato per quasi tutti i ragazzi e le ragazze che si avvicinano allo sport. Una grande responsabilità per il nuoto, anche una grande gratificazione. Il nuoto nel Veneto è una realtà molto viva, sia dal punto di vista dei praticanti che dei risultati. Non a caso abbiamo visto alle Olimpiadi i nostri rappresentanti cosa hanno fatto. Sono contento che ci sia il nuoto, perché è la dimostrazione che lo sport è anche formazione fisica, formazione psicofisica. Benissimo, allora andiamo a parlare di nuoto. Eccoci con Silvano Lindaver, giusto? Ho detto bene? Esatto. Benvenuto Silvano, Grazie. vicepresidente della FIN Veneto, Federazione Italiana Nuoto. Oggi appunto parleremo di nuoto e di cos'è il nuoto per i nostri ragazzi, sempre con l'intento di dire: ragazzi, praticate sport, venite a fare nuoto, perché il nuoto è per tutti. È veramente uno sport per tutti? Cosa facciamo? Possiamo dire apertamente che si fa per tutti? Il nuoto è uno sport per tutti e per tutte le età. Dovrebbe addirittura essere obbligatorio saper nuotare, perché saper nuotare ti permette di non aver paura dell'acqua in determinate condizioni e di poter entrare con tranquillità in una piscina, quindi dovrebbe essere obbligatorio. In più è uno sport, come ho detto, che può essere praticato con tutte le età, perché non dà problemi fisici, anzi allieva i problemi alla schiena. È uno sport che mi permette anche di essere tranquillo, rilassato e di poter fare del benessere. Poi, se vogliamo, c'è anche l'agonismo, allora lì parliamo di atleti anche in giovane età, in cui viene richiesto di fare magari uno sforzo, un impegno molto più grande di una persona che va a nuotare durante tutto il periodo dell'anno. Ma possiamo dire allora anche che è uno sport che non allena solo la fisicità dei nostri ragazzi, ma anche la socialità, perché unisce i ragazzi con le ragazze, li fa stare assieme, li fa condividere uno spazio e condividere uno sforzo. Quindi uno pensa al nuoto come sport individuale, invece non è vero. No, assolutamente. È uno sport dove si gareggia individualmente, si migliora e ci si misura con i propri risultati, ma si vive in vasca, fuori dal piano vasca, nello spogliatoio, insieme, e soprattutto, a differenza magari di tanti altri sport dove c'è solo il settore maschile o il settore femminile, noi abbiamo ragazzi che sono maschi e femmine, spogliatoi diversi, ma nel piano vasca vivono insieme, durante la trasferta la fanno insieme, e quindi è un modo molto utilizzato per socializzare. Molti dei nostri atleti grandi hanno fatto amicizia con i loro compagni quando avevano l'età di 5-6 anni, quando hanno mosso i primi passi in acqua. E l'amicizia che si crea nello spogliatoio, come in tanti altri sport, è quella che si porta avanti per tanti anni. Quindi si può arrivare all'età adulta ancora con gli amici che nuotano e si gareggiano magari insieme a voi. Che poi è anche uno sport di squadra, perché noi magari parlando di nuoto uno pensa nuoto in vasca, vado avanti e indietro a contare piastrelle, non è così. No. Anche se io delle volte mi prendo in giro perché mi conto le piastrelle, che così mi piace contare, e c'è mia figlia che mi prende in giro su questo, però esiste anche il nuoto sincronizzato, esiste anche la pallanuoto, esiste varie discipline anche del nuoto, perché posso fare nuoto in vasca, nuoto in acque libere, quindi poter nuotare. Anche i tuffi.
Anche i tuffi, anche se nel Veneto i tuffi sono poco praticati perché abbiamo solo una vasca a Belluno che permette di fare allenamento per i tuffi, quindi ci sono pochi tesserati nel Veneto nel settore tuffi, ma poter fare una nuotata di qualche chilometro in mare aperto, in tranquillità, in silenzio solo con il rumore delle onde, piuttosto che nuotare e misurarsi sulle pulsazioni, sui sentimenti, cantando, gioiendo anche in vasca, dà delle soddisfazioni. Delle volte parlo con gli atleti che arrivano, atleti o anche adulti, che arrivano a fine di una serie con il tremito, ma sono contenti perché hanno agito bene e gli fa star bene. Sono il tremito della fatica. E quindi possiamo dire che il nuoto in qualche maniera educa anche i nostri ragazzi, perché è formativo su molti aspetti della persona, giusto? Dà uno stile di vita. Io lo chiamiamo noi lo stile dell'atleta. Fare l'atleta non vuol dire solo fare sport. Comportarsi da atleta vuol dire stare bene con le persone che ti circondano. Quindi quando sono in vasca, dalla signora che fa le pulizie, da chi strappa i biglietti, dal bagnino, all'assistente bagnanti, dal tecnico, si deve star bene con tutti. E soprattutto educare a cosa fare il giorno prima della gara, cosa non mangiare il giorno della gara, a avere un impegno, perché se alla mattina alle 7 devo fare allenamento, non è che se arrivo alle 7:15, 7:20 è la stessa cosa. Io devo avere l'impegno alla mattina alle 7, devo andare bene a scuola, possibilmente, quindi ti dà un'educazione, un'impronta dell'atleta. Sa come vestirsi, sa come spostarsi, non deve fumare, non deve bere, deve essere attento anche a che cosa mangia, come mangia. Quindi educarli. È veramente un'educazione per i nostri ragazzi, non solo appunto a saper nuotare, ma a conoscere se stessi e crescere bene. Sì. Penso soprattutto anche ai ragazzi nell'età dello sviluppo in cui caspita, fare nuoto vuol dire cambiare la fisicità dei ragazzi, vuol dire che si sviluppano in maniera migliore. Certo, giusto? Il nuoto è uno sport che se andiamo dal medico, il medico quasi sempre consiglia il nuoto perché ti dà una forma fisica che ti permette di crescere, di strutturarti senza creare quei traumi, quei danni che possono creare altri sport. È giusto fare altri sport, però noi ripetiamo che il nuoto sia un qualcosa che ti permette di crescere fisicamente. E purtroppo, dico purtroppo, oggi a livello internazionale, se non sei alto quasi 2 metri, fai anche fatica a partecipare a una finale olimpica o mondiale. Quindi il fisico nel nuoto oggi te lo costruisci, ma ormai è anche diventato un requisito per poter gareggiare ad alto livello. Però abbiamo detto che il nuoto è per tutti, quindi anche per me che non sono 2 metri... L'agilità la fa... io conosco delle persone ultra novantenni che nuotano e si fanno i loro bei metri in vasca, felici e contenti, e guai se rinunciano alla giornata in piscina. Meraviglioso. Conosco tanti genitori che portano i figli, dove i figli piccoli obbligano i genitori a rispettare i tempi, guarda che devo andare, guarda che devo essere presente, guarda che mi devo portare la mia sacca in piano vasca, preparami la mia borraccia, voglio mangiare questo perché dopo alle 2:15, alle 14:15 devo entrare in acqua, quindi è proprio un buon insegnamento. Fantastico. Pare una banalità, ma non lo è. Anche il dove praticare nuoto è importante, perché ci serve una certa frequenza, dicevamo, no? Sì. Ora, possibilmente praticare il nuoto nell'impianto natatorio più vicino a casa. Va bene? Perché la frequenza che viene richiesta quando uno diventa agonista o vuole essere maggior frequenza da nuotare è costante. Noi ad alcuni atleti chiediamo anche 5, 6 o altri gli atleti di grande livello fanno anche 11 allenamenti settimanali e abitare a chilometri e chilometri dall'impianto può diventare un peso. Quindi scegliere l'impianto più vicino a casa, andate a nuotare e troverete del benessere in quell'impianto. Quindi il nuoto come uno sport
formativo, che dà soddisfazione, che deve essere possibilmente comodo. Gli impianti ce ne sono tanti, per cui insomma io penso che sia agevole per le famiglie trovare una collocazione abbastanza vicina a casa, non troppo trafficata per raggiungerla, e uno sport veramente per tutti. Sì. Ragazzi, non c'è un'età, ci si può andare in acqua dai 3 mesi, quando si è finito lo svezzamento, dai 3 mesi in poi si può entrare in acqua. Naturalmente ci sono degli esercizi per i bambini da 1 anno, da 2, da 3, da 5, per gli anziani, per gli adulti. Se parliamo di agonismo, nel quale la federazione è lo scopo principale è quello di occuparsi di agonismo, vengono fatti degli allenamenti in base all'età del ragazzo. Allenamenti in acqua e allenamenti a secco, come li chiamiamo, quindi in palestra, fuori dall'acqua, dove uno deve prepararsi con gli elastici, senza elastici, prima di poter entrare in acqua. Quindi vengono fatte sezioni apposite in base all'età. Quindi c'è stata un'evoluzione anche del nuoto, non più soltanto uno sport praticato in vasca, ma anche praticato a secco, quindi una preparazione atletica, con uno studio, con un accompagnamento dei nostri ragazzi. Anni fa contava fare vasche. Uno faceva 200 vasche, aveva fatto il suo allenamento. Oggi conta la qualità, conta saper nuotare bene, con grande fatica, e nuotare bene per tanto tempo, per tante vasche. Questa è la differenza. Quindi non basta saper far nuotare bene 50 metri, bisogna nuotare bene 1000 metri, sempre con la stessa frequenza, sapere anche, come dire, toccare l'acqua e essere sensibili a come ci si sente in acqua. Gli atleti bravi, grandi, va bene, gli atleti come vengono definiti assoluti, sanno anche capire le proprie sensazioni e misurarsi anche su questo. Io nei miei ricordi di quando facevo apnea agonistica, il mio coach ci spiegava come quando ti immergi in acqua parte un meccanismo che si chiama l'adattamento, perché noi siamo creature che ci siamo sviluppati fuori dall'acqua, però ci adattiamo subito, il nostro organismo cambia le pulsazioni, cambiano le percezioni, cambia un sacco di cose appena tocchiamo l'acqua, vero questo? Sì. Anche l'udito, quindi i sensi, il tatto, la vista, l'udito cambia, si sentono dei suoni in maniera diversa, si può nuotare in apnea, per qualche vasca si può fare, quindi è proprio qualcosa che ti permette di conoscere se stessi, imparare a conoscere. Difatti il nuoto, come abbiamo detto, è uno sport dove si gareggia da soli, ma si vive in squadra. E il risultato non lo devo vedere con gli altri, lo devo misurare su me stesso. Perché alle Olimpiadi vince uno e siamo in 5 milioni in Italia che nuotano. E non è che possiamo in 5 milioni vincere le Olimpiadi. Quindi l'importante è migliorarsi, stare bene e puntare a fare qualcosa che se sono un agonista, oggi ho fatto 1 centesimo in meno del mio record precedente di ieri. Meraviglioso. L'obiettivo è puntare a questo. Ringraziamo allora Silvano Lindauer che ci ha raccontato il nuoto come vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto Veneto, e diamo appuntamento ai nostri ragazzi e ragazze che sono a casa alla prossima puntata, dove scopriremo un'altra federazione, un altro sport che potete praticare qui, grazie al CONI che ci dà questa opportunità. Ne vedremo delle belle.